andare a protestare, a esporre un problema e lo esponi in comune al sindaco, non è che ti metti a far esplodere bombe. Comunque non ha protestare senso sta roba. in questo modo è sicuramente controproducente. Questi i commenti degli studenti del liceo classico Flaminio, quando sono passati oggi alla fine delle lezioni in via Cesare Battisti, davanti al punto dell'esplosione tra la loro scuola e l'ex media del Collo, ora chiusa, a 2 passi dal municipio di Vittorio Veneto. Una deflagrazione pare causata da una bomba carta che ha distrutto gran parte delle vetrate presenti nelle 2 facciate che chiudono una delle entrate carraie dei 2 istituti. Un boato fortissimo che la notte tra sabato e domenica scorsi ha svegliato di soprassalto quasi tutto il centro della città. Qualcuno ha parlato di bravata, pensata più per fare clamore che vittime e danni, considerato l'orario e il luogo dell'innesco, ovvero tra 2 scuole con quella più esposta chiusa da tempo. Ma il sindaco non crede a questa ipotesi. Quello che fa riflettere è che 1 anno e mezzo fa è venuta nella notte alla conclusione del 150esimo del compleanno della città di Vittorio Veneto e questa volta si è venuto alla conclusione della festa della Repubblica del 2 giugno. Attentato a sfondo politico dunque, con i carabinieri che pare stiano indagando sia tra gli anarchici che tra gli indipendentisti. Prospettiva inquietante, considerando che tra 15 giorni ci sarà un altro evento che richiama allo Stato e all'unità della nazione, con l'adunata triveneta degli Alpini.